Sono gli uomini del Medioevo in Sardegna i protagonisti dei pomeriggi del Romanico di quest'anno, il ciclo di conferenze organizzati dall'APS Itinera Romanica Amici del Romanico in programma ogni fine settimana. Il tema scelto per quest'anno è stato gli uomini protagonisti del Medioevo sardo, per dare ampio spazio alla conoscenza delle figure maschili che hanno contribuito a vario titolo a scrivere o a riscrivere la storia della Sardegna. L'intuizione culturale è stata dedicata alla figura di Gonnario di Torres Pellegrino in Terra Santa. Il ciclo di conferenze di quest'anno invece ha come tematica gli uomini protagonisti del Medioevo sardo, ha sempre la supervisione scientifica della professoressa Rossana Martorelli e, come nel caso delle donne dei protagonisti del Medioevo sardo, si focalizza soprattutto sull'aspetto umano, sui tratti psicologici di questi protagonisti. Ufficialmente e operativamente invece l'associazione nasce nel 2013 quando dà avvio a tutta una serie di attività rivolte proprio alla promozione e alla divulgazione della conoscenza del patrimonio del romanico in Sardegna e della storia medievale sarda. Tra queste attività abbiamo diverse tipologie destinate ad un pubblico di diversa età e quindi andiamo dalle manifestazioni a carattere scientifico e culturale come i cicli di conferenze che teniamo ogni anno o i laboratori per bambini o la presentazione di libri e la pubblicazione di libri, ad attività invece più ludico-ricreative come le escursioni sul territorio regionale che effettuiamo 6 volte all'anno, 3 in primavera e 3 in autunno, e il viaggio fuori dai confini isolani per conoscere il romanico, il patrimonio del romanico anche in altre realtà geografiche. Nel territorio regionale sono presenti circa 90 monumenti, tra i più conosciuti Saccargia, Codrongianos e, per ricordare alcuni dei meno gettonati, la chiesa di Santa Lucia di Masullas, quella di San Sislo a Giave e Santa Sabina di Silanus.